Manna provala a sessa, a Caivano quicquera e pinta la costa ciuscella, ad Avellina semmala e panella, e castagna infurnata a Marcogliana, manna cocozza pazza a Carvazzana, ad Aversere cotta e mozzarella, manna la serra cognola novella, fica a pazzulla, celasa a marana, manna d'Amalfi pasta e maccaruna, a Cervanara tavola e boffetta, alla Padula fanucca e carduna, a Giuliana prosottere e falietta, manna chi a sta città manna canzuna, pocca e piena di ciosciola e sonietta. Questo sonetto dell'antico poeta Francesco di Biondo è l'oggetto della nostra odierna lezione. Prima di tutto vediamo un po' se avete capito che cosa significa. A lei De Vicolo, mi spieghi che cosa ha voluto dire il poeta? Dunque, questo sonetto dell'antico poeta vuol dire manda le provole a Sessa e a Caivano i quicquari. Quicquare. Quicquare. Bene, bene, bene. Che cosa significa quicquare? Beh, lo dica lei allora. Il quicquare e il capretto. Bene, signorina, bene, però un'altra volta non suggerisca. No, lei ha suggerito, facendo beh, ha fatto la voce del piccolo, io non so scema, ho capito benissimo che ha suggerito. Non lo faccio più, professore, signorina. scusi. Ecco, bravo. Sentiamo un po', lei, che cosa sono i pint? Cioè, al singolare pinto. Che cosa significa pinto? Un dipinto con la fede, sì. Si toglie la D e resta il pinto. Bestia, lei è una bestia. Il pinto è il gallinaccio. Lo sa lei che cosa significa o alla linea? Ma mi sono nordico. Ah, questo fatto del nordico è sempre nordico. Se vuole imparare a scrivere le canzonette, allora deve stare più attento. Spero che sulla semola e le panelle, cioè quei piccoli pani, non ci siano difficoltà. E così anche per le ricotte e per le mozzarelle universalmente conosciute. Ma abbiamo la cocozza pazza. Che cosa significa cocozza pazza? La zucca. Brava, brava. Cocozza pazza, la zucca. E le cognole, che sarebbero le cognole? Dei piccoli poponi. Che con le castagne infornate Potremmo far colazione. non faccia lo spiritoso lei, ha capito? Vitello, Comandi, hai capito? Una punizione per De Vicolo. subito. Ecco, così impara. Come si scherza poco. Lei che fa tanto il saputo con le castagne arrosto. Vediamo un po'. Mi sa dire la voce di quello che vende le castagne arroste. Ah, va, sentiamo. Quelle castagne infornate. Sigarette sciolte a pacchetti. Ecco qua. Asino, lei è un asino. I piedi. Venga qui, castigo, nell'angolino. Professor, ma ha detto Ela, però, sì, si è fatto così. E ha ben ragione. Perché la voce del castagnare che vende le castagne al forno è così. Il castagno infornato, fum. Vada lì. Noi altri le chiamiamo castagne arrosto. Castagne bollite invece sono un'altra cosa. Che cosa sono le castagne bollite? Alessia! Nell'orecchio mio, ma l'avete venuto a dire. Ditelo là nell'angolino. Quando volete rispondere. Alessia! Non fate lo spiritoso, De Vicolo. Ci fai io lo spiritoso con me, Allesse quelle in camice con la sansa, ma quelle altre bollite, anche con la prima scorza, come si chiamano? Palluottole. Brava la signorina. E quelle arrostite quando sono irpine? So i castagni roprevate. Benissimo. E quando sono infilate ad uno spago come i grani d'un rosario, come si dice? Inserta. Sentite? Inserta, cioè inserta. Inserta viene dal latino insertum. Vedete? Vedete che ricchezza di vocaboli, che ricchezza di fantasia su questi piccoli frutti che se sono piccoli noi ci guarderemo bene da chiamarle castagnelle, perché le castagnelle sono tutta un'altra cosa. Le castagnelle sono queste.
Queste sono le castagnette. Ma insomma la vogliamo smettere? Ma lo sapete che stiamo a scuola e non stiamo in un teatro? Ma che cosa vogliamo fare? Nell'angolino. Ci fa io lo spiritoso. O quello mi fanno ballare la tarantella presso a loro, mi fanno ballare. E non vi permettete più, sapete. Tornando alla poesia, signorina, Professore. per cortesia spieghi lei ai suoi colleghi che cosa ha voluto dire il poeta, il Biondi, con questo suo sonetto. Ma è un po' come dire manda i vasi a Samo, è vero. Il poeta dice manda mozzarelle ad Aversa e prosciutti a Giuliano, cioè manda dei vasi a Samo colui che manda canzoni a Napoli, che è già traboccante di sciosciole e sonetti, cioè di frutta secca e poesie. Il che dimostra che fin da quell'epoca remota a Napoli c'è stava l'inflazione di poeti e canzonieri. Professore, posso andare al posto? A una condizione, se mi sapete spiegare la famosa frase napoletana i denari non fin frinfi, se ne vanno con fin frinfa. Io vi mando a posto. I denari con frin. Sì, sì. Se ne vanno con frin, Domani, sì, oh sì. mia mamma! E chi può essere? Chi può essere? È l'abate Galiani, chi può essere? Ma che lì con questi strilletti ci fa venire il cardiopalmo. E ha ragione, quando a questo gli prode la capuzzella si mette a dire queste cose, come vi prode la testa? Perché avete detto? Cosa avete detto? Oh mia mamma! L'ho sentito, ma insomma, ma che vogliamo far venire il terremoto? Aspettiamo che quello esce dal quadro e ci viene a bastonare tutti quanti. Cose da pazzi. Mia mamma, guardate, l'abate Galliano l'ha lasciato a lettere di scatola. E un napoletano che sente dire, oh mia mamma, sarebbe tale la paura che griderebbe immediatamente, mamma mia! Professore, ho finito di stare in castigo? Vada pure, vada pure, vada. Grazie. Vada. Tanto per oggi è finita la lezione. Posso andare, professore? Signore, perché tanta fretta non capisco? Ho un appuntamento. Bene, vada. Grazie, buongiorno. Possiamo andare tutti quanti. Sì. State più attenti, ragazzi. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.